Si riparte con la Lega Calcio a 8, prima giornata. A contendersela ci sono il Pizza Boom e il Professione Casa. In avanti il Pizza Boom, il lancio lungo, Cecati, si fa vedere Stornelli, pallone per lui, ancora Stornelli, il palo. Calcio d'angolo, battuto in questo momento, il colpo di testa, fuori. Pallone sulla tre quarti, Di Vasta, guarda la porta, va ancora Di Vasta col destro, risponde Granato. Sempre in avanti il Pizza Boom, bello il numero, poi Stornelli in mezzo, Cecati, il gol, 1-0 Pizza Boom, inaugura bene la stagione, il gol di Cecati, ma bella anche la finta di Stornelli, 1-0 Pizza Boom. Pallone ricevuto da Ciarpi, in mezzo a due, se ne va, l'appoggio a sinistra, c'è Meloni, servito in questo momento, il numero 8, la finta, pallone sul sinistro, va poi Meloni, tiro fuori. Giannini, cerchio di centrocampo, l'appoggio per Cioccari che è tutto solo, ancora Cioccari va col sinistro. Iniziativa personale, prova ad andarsene sulla tre quarti, il tiro. Stornelli, out di sinistra, l'appoggio per Giannini, prova lui, sfiora il 7. Dall'altra parte il lancio lungo, scontrolla bene Cioccari, ancora Cioccari, l'1 contro 1. Punta l'uomo, ancora Cioccari, se ne va sull'out di destra, tutto pronto per il cross per Stornelli, il colpo di tacco, il gol del 2-0 firmato da Stornelli che mette in cassaforte la partita, ma davvero splendida l'esecuzione del numero 8, non poteva intervenire Granato. Calcio di punizione, battuto corto, può ripartire il Pizza Boom, attenzione alla conclusione. Gestisce il pallone il Professione Casa, lo fa girare, poi prova con il tiro, nulla di fatto. Il lancio lungo, può girarsi Daniele Rossi ma non basta il tempo, termina il match, il grande esordio del Pizza Boom che con 2-0 porta a casa i primi 3 punti stagionali.